Quando suonerà per gli studenti l'ultima campanella dell'anno? Alcuni se ne andranno, altri ne rimarranno, ma ciò che per il momento non cambia è la situazione in cui versano gli immobili scolastici e le attrezzature. Ora c'è l'estate, è un ottimo momento per attuare le prime modifiche, ma come vedono il futuro degli studenti i candidati sindaci, ossia coloro che nei prossimi 5 anni potranno attuare direttamente le modifiche? Allora, noi per quanto riguarda le scuole affronteremo un programma di ripristino strutturale delle scuole che sono ovviamente di nostra competenza, di competenza comunale, perché c'è bisogno di importanti interventi e urgenti che peraltro sono già previsti nel piano triennale delle opere, quindi si tratta solo di eseguirli. E poi per quanto riguarda l'istruzione collaboreremo con le scuole per formare anche i giovani a un progetto di etica sociale, di avvicinamento anche all'amministrazione pubblica intesa come impegno civico. Poi penseremo alle nuove tecnologie di cui c'è molto bisogno, come internet. Sembra incredibile, ma ci risulta che in questo momento le scuole medie siano sprovviste di collegamenti internet, e poi collaborazione massima con l'Ufficio Cultura del Comune di Abano per corsi di lettura, per corsi di avvicinamento anche all'arte, alla letteratura, insomma tutto ciò che può servire per fare crescere anche il nostro senso di appartenenza, il nostro senso civico dei giovani. Le scuole sono sicuramente un segno della civiltà di un paese. Noi investiamo pochissimo nella formazione dei nostri giovani, lo facciamo da anni, i risultati sono evidenti a tutti. Per quanto nelle competenze del Comune, sicuramente questa direttiva ad Abano cambierà, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista delle iniziative. Abbiamo in programma la Giunta dei Ragazzi, la settimana dello sport, ma non solo. Se non ci curiamo di come crescono i futuri italiani, non possiamo capire o costruire quale sarà l'Italia del domani. Il Movimento Civico Cambia Abano ha un'idea molto precisa di che cosa vuol dire scuola. L'ente comune deve investire in quelle che sono le scuole di competenza comunale, come le scuole dell'infanzia e le scuole primarie. Ma non solo, il comune deve investire in tutti quei corsi di educazione al civismo, per cui l'educazione civica, per insegnare ai ragazzi sin da bambini il valore del vivere civile, per cui il valore delle regole. Ecco perché crediamo sia importante inserire e promuovere come comune all'interno delle scuole dei percorsi di educazione alla cittadinanza. Non solo, prevediamo anche la ristrutturazione di tutti quegli edifici che presentano delle situazioni di fatiscenza. Sarà compito dell'amministrazione comunale dialogare con le dirigenze scolastiche per risolvere problemi strutturali nelle scuole comunali. Abbiamo avuto dei problemi importanti di infiltrazioni recentemente, ancora oggi un nido dell'infanzia presenta questo tipo di problemi che vanno assolutamente risolti per mettere in sicurezza le strutture per i nostri bambini. Sarà necessario anche dialogare per promuovere la loro attività didattica e collaborare per eventi che siano a vantaggio dei nostri bambini e di tutta la collettività. Abbiamo dei problemi anche di strutture nelle scuole di competenza provinciale, per esempio pensiamo all'Istituto Alberghiero Pietro d'Abano, che è un'eccellenza per il nostro territorio, e ci impegneremo a dialogare con la provincia per cercare di sopperire alle carenze strutturali che sono importanti risolvere in maniera molto, molto veloce ed immediata. La situazione della scuola ad Abano è abbastanza complessa e per qualche tempo è stata anche trascurata. C'è un problema di carattere strutturale, non da ultimo il fatto che una scuola è stata evacuata poco tempo fa e i bambini sono stati trasferiti in un'altra per problemi legati allo sfondellamento dei solai, e questo purtroppo si determina per una cattiva manutenzione o un'inesistente manutenzione che invece il Comune dovrebbe adottare periodicamente e continuativamente. C'è anche un'opportunità per le scuole di essere tecnologicamente avanzate, ma a patto che vi siano strumentazioni e alta tecnologia presenti in tutte le scuole e naturalmente anche le persone preparate a usare questa tecnologia. Purtroppo in questo momento solo alcune scuole hanno per esempio lavagne interattive, ma sono poche, e credo che la prossima amministrazione dovrà mettere proprio un capitolo di bilancio apposito proprio per soddisfare le esigenze di modernizzazione e di
avanzamento tecnologico che poi ricadono con benefici evidenti sui nostri figli che vanno a scuola e che quindi devono trovare un ambiente moderno, accogliente e soprattutto sicuro. Per quanto concerne le scuole, io credo che l'amministrazione comunale debba interessarsi alla struttura scheletrica delle scuole, deve essere rafforzata, deve essere migliorata, deve essere messa in ordine, deve essere messa a regime, perché i nostri figli non debbano rischiare niente quando entrano nelle scuole, né per quanto riguarda pioggia, né per quanto riguarda asbesto o robe di questo genere. Per quanto riguarda l'aiuto alle scuole, credo che a tutte le scuole, che siano di natura ecclesiale, non ecclesiale, robe di questo genere, le scuole materne eccetera, devono avere un contributo concreto, perché è un aiuto che viene dato alle famiglie, e da lì si incomincia a parlare di politica giovanile. La politica giovanile non è quella rivolta ai giovani da 18, 19, 20 anni e basta, fine a se stessi, abbandonati a loro stessi, ma si incomincia a parlare di giovani dalla nascita, dall'asilo nido, e quindi si parla di famiglia, e in questo senso è importante quella che è l'ascolto, non solo, ma anche la proposta, non solo, ma anche la produzione di interessi e di valenze che siano utili per le scuole in generale. Strutture, personale, ragazzi che devono essere seguiti dalle famiglie, dalle società, dalle associazioni, tutti nella formazione di una comunità dove si deve migliorare il tessuto sociale della nostra città. 40 anni fa avevamo le scuole più all'avanguardia della provincia di Padova, avevamo una scuola europea alla Manzoni, avevamo delle strutture che erano innovative. Adesso le nostre scuole hanno bisogno di una revisione totale, sono scuole vecchie, sono scuole che vanno messe in sicurezza, sono scuole che hanno bisogno di alcune telecamere fronte strada, che hanno bisogno di essere riaggiornate con delle strutture sportive adeguate. Uno dei nostri progetti più importanti è quella di creare una sostenibilità per tutte le scuole comunali di Abano, creando un'alleanza tra un pozzo di acqua termale, di acque reflue ovviamente, e energie alternative per riuscire a dotare tutte le scuole di Abano di una sostenibilità. Questo ci permetterebbe di andare a risparmiare almeno 280.000 euro, che sono la spesa viva per il riscaldamento di Abano. Questo è il primo progetto dal quale partire, per poi allargare questa sperimentazione a tutti gli edifici pubblici della città.